migranti nelle ultime ore 450 giunti in Veneto, distribuzione fra gli hub già in allarme da Cona, Bagnoli, si cercano posti per fronteggiare la situazione. Nuova ondata di maltempo in Veneto, nubifragi grandi in allagamenti, alberi sradicati dal veneziano al vicentino, alla Marca, una frana sul Fadalto che blocca la statale Alemagna e la circolazione ferroviaria. Da oggi vietato girare negli ospedali e nelle scuole con burka e niqab, ma si può girare liberamente con le armi. La nuova legge regionale passata ieri in Consiglio sta già sollevando polemiche. L'ex presidente di Banca Popolare di Vicenza Zonin, immortalato a fare shopping con la moglie nell'esclusiva via Monte Napoleone a Milano. Intanto le categorie economiche chiedono aiuto a Zaia. Nasconde la droga a casa della vicina ma viene scoperto e arrestato. La donna che vive con l'assegno sociale viene denunciata per aver fatto da complice all'uomo. Sergio Giordani è ufficialmente il nuovo sindaco di Padova a Palazzo Moroni, il passaggio di consegne con il commissario straordinario De Biagi. Il nuovo primo cittadino detta l'agenda degli interventi. Presentata l'8ª edizione dell'Home Festival di Treviso, attese 100.000 persone, grandi big della musica. Sarà un evento super blindato in funzione antiterrorismo, avrà una novità assoluta, la distribuzione gratis di acqua. Buonasera, buonasera e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, l'edizione del telegiornale del Veneto che apriamo, come avete sentito, parlando di migranti. Tra poco gli aggiornamenti anche per l'ondata di maltempo che ci dovevamo attendere, lo avevamo anticipato nei nostri telegiornali, così come quelle voci insistenti che un tema assente dall'ultima tornata elettorale per le comunali, cioè quello dei migranti, assente almeno in parte, sarebbe tornato alla ribalta il lunedì. Lo avevamo detto e così è stato. Sentiamo. 450 giunti in Veneto in appena 24 ore tra lunedì e ieri. Nei porti siciliani gli sbarchi continuano senza sosta, 13.500 migranti in arrivo e la distribuzione coinvolge ovviamente anche la nostra regione. 450 profughi da distribuire e i destinatari sono sempre quelli, gli hub provinciali. A partire da Cona, dove le promesse di alleggerimento del ministro Minniti ai primi dell'anno assumono ora la sostanza della barzelletta. E poi Bagnoli, altro sito esplosivo, e ancora Treviso Casier e Oderzo. Poi, a seguire, gli altri posti letto disponibili nelle varie province. Ce ne sono 973 messi a disposizione nelle strutture che hanno partecipato al bando della prefettura a Venezia. Meglio dello scorso anno, ma ancora del tutto insufficiente a garantire l'ospitalità a tutte le persone in arrivo, ovvero 2.509, la quota solo nel veneziano nei prossimi mesi, secondo l'accordo tra governo e ANCI. La situazione più critica resta, come detto, Cona, dove al picco di 1.600 ospiti raggiunto alla fine del 2016 si è scesi a 1.200 dopo la morte della giovane migrante che scatenò la rivolta interna, tirando i riflettori di tutta Italia sull'ex base missilistica. Adesso le cifre potrebbero tornare a salire, rischiando di far riesplodere la rabbia, così come a Bagnoli, Treviso o Oderzo. Rabbia dentro e fuori i cancelli. A Padova, come avete sentito, con un'amministrazione nuova ne arriveranno in queste ore 80 di profughi. Vediamo come reagiscono i padovani. Con 14.000 migranti già tratti in salvo e ora in viaggio verso le coste italiane, anche a Padova si ipotizza che possano arrivare nuovi stranieri. Ciò significa che un'ottantina sarebbero destinati in città, ma al di là della conferma di queste cifre, sul tema dell'immigrazione i padovani vogliono sapere il pensiero del nuovo sindaco. Se si trovassero un lavoro e imparassero l'italiano, cioè uno può vivere dove vuole. Aiutarli ok, però ci dovrebbe essere una regolamentazione un po' più precisa, cioè non che arrivano qua e sono praticamente abbandonati a se stessi. Logico per la gente fare un confronto tra l'amministrazione Bitonci e quello che sarà l'atteggiamento della nuova giunta. La politica dell'accoglienza, secondo alcuni padovani, è da rivedere. Finora non è servita a niente, quindi non so cosa ne potremo trarre ancora. Non possono pretendere di venire qua, non parlare la nostra lingua, frequentare gli ospedali, frequentare i negozi, cioè tu puoi vivere dove vuoi, però se vieni qua devi imparare. Dal nuovo sindaco Sergio Giordani i padovani si attendono molto, non manca chi è scettico. Adesso che è cambiato il sindaco ho paura che a Padova ne arrivino di più. Paura di sì. Ho paura di sì. Sul liston di Padova non manca il parere di chi, arrivato dalla Sicilia, di sbarchi ne vede tutti i giorni. Io sono siciliana, messinese e quindi le posso dire che non sono molto felice, però noi ne abbiamo più di... Penso che da noi arrivano e quindi li vediamo arrivare. Sono comunque poveri
in linea di massima sono poveri ragazzi. Sono troppi, ma li accettiamo lo stesso. E intanto a Vittorio Veneto è polemica per la festa organizzata in piscina da un gruppo di migranti. Quando si sono presentati non hanno rispettato una delle indicazioni che fosse una di quelle che avevano pattuito, tra quelle che avevano pattuito insieme alla dirigente della struttura, tant'è che quando si sono arrabbiati tanti bagnanti locali si è dovuti ricorrere alla chiamata ai carabinieri. Questi si sono opposti in maniera evidente alla volontà di seguire queste regole, insomma. Le ciabatte è una di queste, la cuffia poi l'hanno noleggiata ma pensavano di fare il bagno senza costume, entrare con i vestiti, hanno portato l'attrezzatura, le sedie sul prato, cosa vietata per non rovinare il prato, e soprattutto gli alcolici in bottiglie di vetro, in parte li avevamo individuati, la segreteria ha potuto sequestrarglieli, però la parte che era stata nascosta è ricomparsa poi nel solarium. Di quelle indicazioni di cui ogni piscina italiana è zeppa se ne sono fatti un baffo, dunque. Indossare la cuffietta, vietato tuffarsi, fare schiamazzi, ma soprattutto presentarsi a bordo vasca con le scarpe. Il gruppo di 40 profughi che sabato si era ritrovato alle piscine comunali di Piazza Moro a Vittorio Veneto ne ha combinate di tutti i colori. Non erano attrezzati con le ciabatte la maggior parte di loro, quindi abbiamo dovuto insistere perché noleggiassero queste ciabatte e entrassero scalzi, per scoprire poi che fuori, una volta arrivati nel solario, ricominciavano a mettere le scarpe. Gli assistenti bagnanti sono impazziti per fargli rispettare le regole. I bagnini hanno avuto molta difficoltà a riportare la calma tra i bagnanti, inferociti con gli stranieri maleducati, tanto da essere costretti ad allertare i carabinieri prima che la situazione degenerasse. Il compleanno di un profugo si è trasformato in un incubo al punto che gli stranieri pretendevano, senza comprendere i richiami in italiano, di portare bottiglie di superalcolici in vetro sino a bordo vasca. Insomma, diciamo che il carico è stato tutto sulle spalle degli assistenti bagnanti, che veramente, comunicando in inglese, e in particolare uno di loro si è dedicato a loro tutto il tempo e hanno cercato di contenere un po' la situazione, che non è degenerata, non ci sono state risse, non c'è stato nulla, però sicuramente i disagi per gli altri utenti che frequentavano la piscina in quel momento là sono stati numerosi, tanto che pian pianino tutti hanno iniziato ad andare via. La direzione della Nottoli, che gestisce la struttura, si è scusata con gli altri bagnanti, ma ormai la polemica è fatta. Allora, interrompiamo questa pagina brevemente perché diamo aggiornamenti per quanto concerne il maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione. Cominciamo dalla Marca perché è chiusa l'Alemagna nel comune di Vittorio Veneto per un frana di materiale che ha invaso la carreggiata e alcune abitazioni. In corso l'intervento dei Vigili del Fuoco e dell'ANAS per la pulizia della sede stradale e liberare le abitazioni dal fango. I pompieri stanno lavorando anche per liberare la linea ferroviaria di Vittorio Veneto Calalzo per la caduta degli alberi sui binari. Queste immagini da Riese per Grandine, grande come quasi come chicchi d'uva, insomma, quindi meno rispetto a quanto accaduto domenica. Alberi caduti, tanti li vedete per esempio nel Veneziano. Queste immagini si riferiscono al Veneziano della terraferma, in particolare a Mestre, centinaia lì le chiamate, 30 quelle rese operative poi dai Vigili del Fuoco. Il maltempo si è abbattuto in particolare su Venezia, Cavarzere, Porto Gruaro, San Donano, Ale Caorle. A Campagna Lupi addirittura un fulmine ha sfondato il tetto di un edificio, non ci sono feriti però per fortuna. A Padova circa 20 gli interventi, tra quelli già risolti o da evadere per la rimozione di alberi, rami della sede stradale, pali, cornicioni e camini pericolanti. E avete visto poi in parte anche un'immagine appunto della frana sulla Alemagna, ne parleremo più diffusamente nel corso dell'edizione di Treviso. Adesso parliamo invece della polemica legata alla nuova legge per il burqa, da oggi vietato girare negli ospedali e nelle scuole con burqa e niqab, ma si può liberamente girare con le armi, ovviamente per chi ha il porto, non solo la detenzione di armi. La nuova legge regionale passata in Consiglio sta già sollevando comunque diverse polemiche.
È ufficiale, da oggi vietati in Veneto burka, niqab e tutti gli indumenti che coprono il volto in tutte le strutture pubbliche, specie in quelle ospedaliere. Stop anche alle armi ma con riserva, cioè si può girare liberamente armati se in possesso di porto d'armi per legittima difesa. In questo caso accade così che un privato cittadino può recarsi in ospedale o a scuola, ad esempio, anche con una pistola, purché in possesso del predetto requisito. Deroga che di fatto quindi permette di poter girare liberamente armati. È quanto deciso dalla nuova legge regionale approvata ieri in Consiglio con il voto della maggioranza, cioè con 30 voti favorevoli, contrari, Movimento 5 Stelle e PD, con 12 contrari e un astenuto, come riferisce il relatore dell'emendamento in questione. Io da relatore ho proposto in aula un emendamento per quanto riguarda le armi ancora più restrittivo, che fa riferimento alla norma nazionale, e se i consiglieri del PD fossero andati a vedere la norma nazionale avrebbero visto che questa recita che a chiunque è vietato uscire di casa armato. Non si può andare armati nelle riunioni pubbliche e la forza pubblica ha il dovere di arrestare chi gira armato. Questa è la norma che è stata inserita all'interno del regolamento per vietare il burka e il niqab. Per vietare le armi negli ospedali anche a chi è in possesso del porto d'armi per difesa personale, di fatto la Regione delega la decisione alle stesse ULSS. Ecco come. E diamo la possibilità ad ogni ente della Regione di poter fare delle norme ancora più restrittive in caso di bisogno. Ora ci spostiamo a Vicenza. È soltanto di ieri lo sgombero di senza tetto all'ex Hotel Europa. Siamo tornati a documentare con le immagini la situazione oggi, poco sarebbe cambiato. Quindi ieri sgomberati, gli altri sono tornati? Ma ovvio, cioè abitano qui loro. Hotel Europa, il giorno dopo lo sgombero di 22 romeni, oggi c'è già chi si affaccia a una delle finestre dell'albergo dismesso, della cui situazione di degrado ci siamo occupati in più occasioni nei nostri TG, perché dopo il blitz della polizia, ecco cos'è successo. Sono usciti, sono andati al parco, hanno aspettato un quarto d'ora, i 20 minuti, il tempo che la polizia se ne andasse, e poi sono ritornati, punto. Cioè non cambia nulla, guardiamo da lì. Eccolo là, il balcone, adesso hai visto? Tutto come prima, con le telecamere abbiamo documentato la presenza di altri individui nuovamente dentro lo stabile. Per chi vive e lavora a San Lazzaro, nulla di nuovo. È una presa in giro, è inutile fare gli sgombri. Se lei va lì adesso ci sono già, hai capito? Cioè è una situazione intollerabile questa. Ormai è diventato un Bronx. Una situazione che sconvolge i residenti, alcuni dei quali non hanno neanche il coraggio di mostrarsi in video perché temono ritorsioni, come vedremo nelle prossime interviste. Siamo continuamente in uno stato di allerta e bisognerebbe che ci fosse qualcuno che evitasse che entrassero. Via da qua sono in un'altra parte, non è cambiato niente. Ormai qua non c'è una casa che non sono passati dappertutto. Uno stato d'allerta? Di panico. Neanche più i bambini in cortile non possiamo lasciare. Ma lei non vuole farsi vedere appunto perché ha paura? Sì, logico. Qua c'è proprio l'angoscia secondo me, respiro. Non se ne può più. E voi vi sentite prigionieri in casa vostra? Sì. E non ci piace per niente perché non è giusto. Cosa bisogna fare? Non c'è nulla da fare. Ora vi facciamo vedere degli scatti che da qualche ora circolano sul web. Lo hanno riconosciuto questi cittadini di Milano e immediatamente pubblicato. Voi avete capito di chi si tratta? Lungo via Monte Napoleone a Milano a fare shopping con la moglie. Ha passato così la mattinata l'ex presidente della Popolare di Vicenza. Gianni Zonin, indagato per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, come indicano i quotidiani online. La sua presenza non è passata inosservata, tanto che c'è stato anche chi l'ha immortalato con il cellulare. Le foto postate su internet e Twitter in queste ore le abbiamo viste un po' tutti, stanno facendo il giro dei social. Ricordate tra l'altro che Gianni Zonin sta per diventare nullatenente. Ora, a proposito, le banche venete e le categorie economiche scrivono una lettera di appello al governatore Luca Zaia, mentre il sindaco di Montebelluna chiede ai manager di Intesa di garantire anche il credito degli azionisti. Sentiamo. Serve un garante, un soggetto di carattere regionale fra la nuova dirigenza e le imprese. Si mettono in quattro per lanciare l'appello al governatore del Veneto Luca Zaia, e non in quattro qualsiasi. Confartigianato, CNA, Confcommercio e Coldiretti.
Una lettera appello delle categorie economiche, tema le banche venete, l'operazione intesa. Positivo che si sia arrivati a una conclusione dopo tanta incertezza, scrivono, ma c'è bisogno di un garante per tutti i passaggi cruciali. La demarcazione tra good e bad bank, la gestione dei crediti deteriorati, la continuità di credito per le imprese oggi affidate che si trovano in sovrapposizione di finanziamenti. Gli esiti del contenzioso attuale è ancora possibile. Le modalità con cui Banca Intesa intende preservare e valorizzare le caratteristiche positive degli asset che ha rilevato. Secondo le categorie il soggetto migliore è Veneto Sviluppo. Chiediamo pertanto, scrivono, che la Regione Veneto dia mandato e indicazioni conseguenti a Veneto Sviluppo per svolgere questo ruolo. Insomma, le preoccupazioni e i dubbi non mancano e nemmeno le richieste, come a Montebelluna, dove il sindaco ha incontrato ieri il manager d'area di Intesa, Stefano Barrese, per battere su un tasto chiave. Vanno garantiti anche gli azionisti. Ho chiesto a Barrese che anche Banca Intesa si faccia portavoce dell'esigenza che una parte del recupero dei crediti della cosiddetta bad bank possa essere impiegata per risarcire i soci, perché la Banca Intesa avrà bisogno della fiducia anche di loro per poter sul serio operare in questo territorio. Azionisti, ovvero i più penalizzati della situazione, quelli che venerdì a Vicenza sono pronti a scendere in piazza per una manifestazione di protesta, coloro che potrebbero replicare i gesti eclatanti come quello dei fratelli Fagan a Montebelluna, o peggio. Spero proprio di no. Per quanto gravi siano le difficoltà, la vita deve venire prima di qualsiasi altra considerazione, prima anche dei soldi perduti. Adesso andiamo a Padova. Sergio Giordani è ufficialmente nuovo sindaco. A Palazzo Moroni il passaggio di consegne con il commissario straordinario. Io desidero collaborare con tutti, io lo ripeto per l'ennesima volta, non ho mai litigato con nessuno e mai litigherò. La mia porta sarà sempre aperta, non lo dico a caso, sarà sempre aperta. Sergio Giordani è ufficialmente il nuovo sindaco di Padova. A Palazzo Moroni il passaggio di consegne con il commissario straordinario Paolo De Biagi sancisce l'inizio della nuova amministrazione. Adesso si sta concretizzando la cosa, per cui sento anche il peso delle responsabilità, dei doveri, sono dei tempi da rispettare, degli accordi da trovare. Per me sono cose nuove, sto imparando, io un giorno imparo. Per la formazione della nuova giunta il tempo stimato è di 10-12 giorni. Non ho accordi con nessuno, né con partiti. L'unico accordo l'ho con Arturo, che in proporzione ai voti che ha preso rispettano i diritti, punto. Ma senza, ho detto solo che mi prendo la delega della sicurezza, della migrazione e le case popolari, queste me le prendo. Paolo De Biagi saluta Padova. Sono stati 4 mesi intensi, ha detto, in una città in cui non è mancata la tensione politica. 4 mesi in cui sono state fatte anche tante cose. Il recupero dell'ex foro boario, ma penso anche alla gara sul trasporto pubblico locale. Penso anche alla caserma Piave. Sergio Giordani è arrivato in municipio con 2 libricini fitti di appunti scritti a mano durante questi mesi di campagna elettorale. Che cosa c'è scritto? C'è scritto anche le piccole cose, c'è scritto che quel determinato marciapiede ha problemi, è rovinato perché una signora è caduta, si è inciampata, che c'è un problema dall'altra parte, tutte piccole cose che però sono grandi cose per i cittadini, per cui bisogna cercare di assolvere. E proprio a Padova un'anziana, forse per arrotondare la pensione sociale, l'assegno sociale, aiutava di fatto un pusher a nascondere la droga. Ora è stata denunciata anche lei per complicità. Per nascondere la cocaina da spacciare aveva scelto la casa di una vicina come luogo insospettabile e sicuro, ma gli è andata male perché i poliziotti l'hanno scoperto e arrestato, denunciando anche la 67enne che vive con la pensione minima. In questura sono convinti che fosse d'accordo con il tunisino fermato e che da questo traffico ci guadagnasse anche dei soldi. Accade a Padova, nel quartiere Arcella. Un tunisino di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre recuperava la droga. Siamo nelle case Ater del quartiere. Lì lo straniero
straniero, regolare in Italia, viene notato entrare e uscire ad ogni ora del giorno e della notte con fare sospetto dal condominio, ma i poliziotti, allertati dai vicini, capiscono che c'è un giro di droga e che l'uomo entra spesso nell'abitazione di una donna di 67 anni che gli ha lasciato anche le chiavi di casa. Così gli agenti della squadra mobile si appostano all'interno dell'appartamento e quando il tunisino entra va diretto in una stanza dove era nascosto oltre 1 chilo di cocaina, rivenduto poi a circa 60 euro al grammo. Scattano così le manette e il sequestro dello stupefacente. Denunciati, come detto, anche la padrona di casa e il suo parente di 57 anni, rimasto senza lavoro e senza casa, ospite lì da circa 1 anno. Anche la donna, a dire il vero, era già nota alle forze dell'ordine. Come sapete, adesso torniamo a Chirignago invece per le indagini sul duplice omicidio, il professore di inglese che ha stroncato la vita alla russa di origini Anastasia e al fidanzato Biagio. C'è stato un nuovo sopralluogo, dicevamo, nell'appartamento, vediamo quali novità. 2 tracce di sangue, una sul muro, una a terra e poi il sequestro del computer da tavolo. Sono gli elementi principali raccolti dagli esperti della scientifica durante il sopralluogo nell'appartamento di Stefano Perale, dove la notte del 17 giugno ha ucciso, dopo averli narcotizzati con del cloroformio, Anastasia Shakurova e il fidanzato Biagio. Le macchie di sangue sono state trovate nel soggiorno, la prima su un muro addosso al quale era appoggiato un divano e una sul pavimento non lontano dallo stesso sofà e verso il bagno. Forse quello di Biagio, colpito 5 volte con una spranga al volto e alla testa. Naturalmente ipotesi da confermare. Al sopralluogo erano presenti anche i legali delle vittime. Le 2 famiglie sono concordi sul fatto che è necessario tutelare il buon nome dei ragazzi e che Stefano Perale non sia condannato a una pena inferiore all'ergastolo, ha detto il cognato di Buonomo. Intanto le 2 famiglie che si sono conosciute in questa tragica circostanza si sono scambiate foto e video dei ragazzi, un modo per condividere i volti sorridenti e spensierati dei 2 giovani uccisi che in autunno sarebbero diventati genitori di un maschietto. Ora andiamo invece nel bellunese perché non ce l'ha fatta il 20enne di origini ghanese, morto ieri mattina all'ospedale di Treviso dove era stato trasportato in fin di vita lunedì pomeriggio. Qui stiamo vedendo le immagini delle torce a Venezia, ecco, non ce l'ha fatta, dicevamo, è stato trasportato in fin di vita lunedì pomeriggio all'ospedale di Treviso. Il referto parla di annegamento, ospite di un centro di accoglienza di Belluno gestito dalla Coop Croce Blu. Il ragazzo era sceso sulla spiaggetta di Cesana per prendere il sole e fare un bagno. Con lui un paio di ragazzi conosciuti in corriera, sono stati loro tra l'altro a ripescarlo in quel tratto profondo del Piave e tentare di rianimarlo. Trasferito d'urgenza, come dicevamo, al Cafoncello, il giovane migrante è morto ieri mattina. Ora si attende nulla osta della magistratura per la sepoltura. Faceva dunque il bagno a Cesana e è morto questo giovane di origini ghanesi. Adesso la cronaca ancora con l'arresto di un imprenditore bassanese finito in carcere per bancarotta fraudolenta. Bancarotta fraudolenta, questo è il reato costato la condanna ad un 62enne bassanese, Massimo Mantoan, arrestato dai carabinieri di Bassano a seguito del fallimento della società Tecno Racing SRL di cui era amministratore. Le ricostruzioni investigative hanno accertato come il 62enne tenesse i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio societario e del movimento degli affari a seguito del fallimento dell'azienda dichiarato nel 2011 dal Tribunale di Bassano. L'azienda infatti dedita alla preparazione di autovetture da strada e da competizione, oltre a non avere più aggiornato le scritture contabili dal 2003, effettuava un carosello di vendita non registrate per evadere l'IVA. Da qui la condanna di Mantoana a 4 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e 10 dall'esercizio di impresa. Le torce, le abbiamo intraviste poco fa, accese martedì sera, ieri sera a Porto Marghera, tantissime telefonate giunte alla centrale dei vigili del fuoco, senza che nessuno sapesse cosa stava accadendo, si sono spente soltanto poche ore fa. Le fiammate delle torce del petrolchimico di Porto Marghera si sono levate al cielo illuminandolo martedì sera intorno alle 22. Questo per permettere alcuni lavori di manutenzione all'impianto di cracking e a quelli che producono i biocarburanti. Tutto il prodotto contenuto nelle tubazioni è stato convogliato infatti verso le torce e bruciato. Ma l'accensione ha destato allarme tra i cittadini, decine le chiamate anche da Noale alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Le torce sono rimaste accese per circa mezza giornata, preoccupando non poco i
i residenti. Questa vicenda, ha commentato il presidente della municipalità Gianfranco Bettin, ci conferma che è urgente passare a una fase davvero nuova, alla riconversione finalmente attuata. Versali, Seni, tutto il polo chimico sono a un passo dal compiere questa transizione che le istituzioni e le forze sociali devono accompagnare e controllare. Siamo a un passo, conclude Bettin, ma occorre farlo per davvero al più presto. Presentata oggi l'8ª edizione dell'Home Festival di Treviso, attese 100.000 persone e i big della musica. Sarà un evento super blindato in funzione antiterrorismo, come potrete immaginare. C'è però una novità assoluta: in Italia la distribuzione gratuita dell'acqua. Casa Dolce Casa, torna all'Home Festival, torna la festa della musica a Treviso con un'onda di 100.000 presenze previste e un cartellone, la cui line-up sarà presentata ufficialmente lunedì, che comprende già Duran Duran, Liam Gallagher, JX e Fedez, After Hours. 8ª edizione, numeri come sempre da record, 96.000 metri quadrati, 8 palchi e 160 show dal 30 agosto al 3 settembre nell'area dell'ex Dogana, coinvolgendo 500 volontari e 90 aziende. Questi numeri, poi le novità. Due in particolare. Una è il fatto che daremo gratuitamente l'acqua e distribuiremo acqua durante la manifestazione in modo gratuito, e l'introduzione delle monete dei token, ovvero di una moneta che serve ad accelerare quelli che sono poi tutte le transazioni, e a differenza di tantissime altre manifestazioni noi abbiamo fatto sì che questa moneta poi possa anche essere refund, quindi restituita. Dunque acqua gratis e moneta cashless anche in funzione sociale. A disposizione punti di approvvigionamento e di ricarica di acqua potabile completamente gratuiti per la prima volta in Italia in manifestazioni del genere. Un maxi evento che promette di essere anche riciclone e che, necessariamente, dovrà fare i conti con la blindatura antiterrorismo. Super sorveglianza prevista dal personale interno, ma anche delle forze dell'ordine. Andiamo sempre più a sviluppare per far sì che le persone spendano il loro tempo all'interno della casa nel modo più sereno e sicuro possibile, anche se delle volte veniamo accusati di aver militarizzato l'aria, ma è purtroppo quello che poi rende la casa sicura, appunto. Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton, e che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Allora, adesso vi ricordo che Treviso chiama Europa è il titolo del convegno in programma domani, giovedì 29 giugno alle 20:30 a Carri Carraresi a Treviso, una tavola rotonda organizzata dal gruppo dei conservatori e riformisti europei e Direzione Italia tra i partecipanti, l'europarlamentare Remo Sernagiotto, il consigliere comunale di Forza Italia Andrea De Checchi, l'avvocato Fabio Crea e il sindaco di Castello di Godego Pierantonio Nicoletti. Solo il tempo per ricordarvi che questa sera c'è una puntata di Fuoco a 20:10, si parla di turismo del contrasto che abbiamo vissuto in questi giorni per la cabina di regia che attende i finanziamenti dall'Europa per gli imprenditori. La politica non si mette d'accordo, gli imprenditori aspettano. In studio Renato Salvadori, presidente di Confcommercio Treviso, e l'assessore al turismo di Treviso Paolo Camolei. È tutto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Buona serata. Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni. Tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni a causa del ciclone Circe. Vediamo insieme il dettaglio del 29 giugno. Sul Veneto molte nubi e piogge per tutta la giornata, sul Bellunese, localmente sul nord vicentino, sul Trevigiano e anche sul nord veneziano, più asciutto e soleggiato sul resto dei settori. Vediamo anche le temperature che risultano essere in lieve calo, massime comprese tra i 22 e i 30 gradi circa, minime sui 17-20 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Rovesci e temporali diffusi per tutto il giorno, come ci mostra la nostra grafica, ma forti al mattino, specie sui settori centro-orientali in genere. Temperature massime attese intorno ai 22-27 gradi, minime sui 19-21 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Molte nubi ovunque con temporali diffusi anche qui per tutta la giornata, ma più intensi al mattino. Temperature massime attese intorno ai 25-26 gradi, minime sui 20 gradi circa.
Il mare sarà generalmente mosso, i venti forti da sud-ovest, localmente moderati sulla laguna di Venezia. Bene, è tutto. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni.